Alessandro Zamperini, Marco Cassetti, Mario Artistico, Max Tonetto, Cotton Club, Gem Fitness Calcio 8. A volte basta il nome. Buonasera e benvenuti al Ciriaci. Questa è la quinta giornata di Serie A della Lega Calcio 8. Nomi da urlo: Cotton Club in tenuta nera, così come Gem Fitness con un fratino bianco che non ci impedirà di leggere i numeri di maglia di giocatori che conosciamo benissimo. Iniziamo l'enunciazione della lista dei convocati dei ragazzi di Gianluca Caruso e mister Gabriele Caleca, che schierano il numero 8 Mario Bonanni, il numero 4 Marco Cassetti, col 7 Tommaso Gamboni, col 9 Federico Giulitti, con l'11 Simone Moreschini, con l'8 Cristian Parisi, col 2 Andrea Petracca, col 6 Max Tonetto, col 5 Gabriele Torroni. Risponde il Cotton Club con in porta Simone Santarelli, agli ordini di mister Alessio Piccheri, il numero 10 Mario Artistico, 6 Barbarella, 37 Bertoldi, 11 Blandino, 32 Cichella, 23 Conti, 9 Forcina, 22 Marco Giordano, con l'8 Rocco Giordano, col 5 Piccheri che fa anche da giocatore. In porta dicevamo Santarelli, col 7 Tinazzi, col 21 il capitano Zamperini. A 3 passi difensivo, ho detto per difensore, sì. O che può fare? Non calci, Sarti che sei. Io vorrei cambiare allenatore, sono sincero. Prendiamo un altro? Allenare? Capisci? Murino in porta per Gem Fitness. Non vi avevamo dato conto dell'estremo difensore. Leva le distanze. Sul punto di battuta c'è Mirko Forcina per il Cotton Club. Sarà una partita attesissima ed importante vincere per tutte e due le squadre, per i campioni d'Italia che vivono del fantasma di queste prime giornate di campionato incerte e di una sconfitta nell'ultimo incrocio con i ragazzi del Mr. Jeff, che cambiano nome in Gem Fitness Calcio 8, ma hanno un inizio di stagione in questa Serie A della Lega Calcio 8 che non fosse per il primo tempo con 5 reti subite alla Stella Azzurra contro il Code 272 di Edoardo Fagioli sarebbe perfetto in ogni caso, a partire proprio dalla rimonta operata ai danni dell'Atletico Fiumicino nell'ultima giornata. Qui inizia grintoso il Cotton Club, che prende subito il primo calcio di punizione. È battuto velocemente, c'è Cichella, prova a servire subito il movimento a ritroso di Artistico, la palla scorre e verrà rimessa dal fondo da Valerio Murino. Ci sono i primi incitamenti dalla panchina del Puma Caleca, il direttore di gara vuole far rettificare qualcosa nella rimessa di Gem Fitness Calcio 8, che ha cambiato molto rispetto alla promozione. Abbiamo letto in sede di presentazione e non lo vedete inquadrato ma lo vedrete a breve, con il numero 4 si muove lungo la fascia destra Marco Cassetti all'esordio con Gem Fitness, un altro grande calciatore portato in dote da Gianluca Caruso, che aveva fatto esordire anche Marco Del Vecchio, infortunatosi proprio contro Gem Fitness. Qui Zamperini è in anticipo, fa valere il distacco su Cassetti, si prosegue. Cichella, varcata la linea del cerchio di centrocampo, decide di tornare indietro da Conti, ultimo uomo in posta, lanciando Forcina, usa il corpo senza allargare le braccia, non c'è fallo, quindi Tonetto ha di fronte a sé il proprio numero 9 Giulitti, vuole far proseguire per Cassetti, che ha giocato di prima verso Parisi, la lascia malamente lì. Allora Marco Giordano, Cristian Conti spinge da dietro con l'esterno al volo di spalla, Tonetto indietro, Cassetti gioca in verticale, Parisi, Conti fa subito sentire la presenza da dietro. Confabula la dirigenza del Cotton Club qui vicino alla nostra postazione. Partita importantissima per i campioni d'Italia, che non possono perdere altri punti alla rincorsa di una Golbet Calcio 8 oggi impegnata contro l'FC De Angelis, autrice di 4 vittorie nei primi 4 incontri di regular season, una sola vittoria e 3 pareggi per un Cotton comunque ancora imbattuto. Non si consideri la finale di Supercoppa italiana persa contro il Testaccio. Calcio di punizione battuto con uno schema, la palla è allargata da Gem, provano ad andarsene sulla destra, dentro l'area di rigore, la girata di Parisi è alta sulla traversa. Brivido per Santarelli, non è intervenuto, la palla ha comunque varcato di molto la traversa. Qui Tinazzi va male, allora Giulitti col piatto verso il centro, attende in zona Marco Cassetti, contrastato da due uomini, riesce a pervenire ancora a contatto con la sfera andando dal veloce Giulitti, chiude e fa bene Tinazzi rimanendo in zona e chiamando anche la copertura di Cichella, gira ancora a largo Gem andando da Cassetti.
indietro per il numero 2 Petracca, si viaggia da Torroni, quindi Max Tonetto, ha spazio per spingere, Tonetto non si fa pregare, poi si ferma e offre dietro a Giulitti, si chiude il Cotton, allora Gem ricomincia, Petracca, lunghissimo cambio di gioco, chiama più calma Caleca in fase di prima impostazione, ma per ora funziona il pressing offensivo del Cotton Club che sta mettendo fretta alla tessitura di gioco di Gem Fitness, almeno in prima battuta. Forcina, pressato da dietro, non c'è fallo secondo il direttore di gara, Cassetti lascia lì Santarelli, gran riflesso, Bravo Ciche! gran riflesso sul tiro che era stato del numero 7 Tommaso Gamboni, lo scorso anno esordiente con la maglia dell'FC De Angelis, poi non l'abbiamo visto spesso in Serie A, abbiamo visto spesso Tonetto che la lascia fuori, proprio da Gamboni, tiro deviato sulla sua strada in maniera provvidenziale da Zamperini, artistico, è pressato, ma la tocca il giocatore di Gem come chiedeva il numero 10 del Cotton Club, quindi è rimessa laterale effettuata, Parisi, il numero 10, va da Gamboni. Sale Gamboni, ha la sovrapposizione di Marco Cassetti, lascia partire un tiro sulla sua strada, si mette ancora Alessandro Zamperini che continua a marcarlo anche a distanza come in questo caso Cassetti. Ha provato un tiro cross direttamente tra le braccia di Simone Santarelli. Tinazzi. Lancia Tinazzi in verticale, Forcina lavora bene col petto, messo a terra, calcio di punizione. Artistico, ha battuto velocemente sul petto di Petracca, attentissimo, si sono dati il 5, Forcina e l'avversario che ha messo a terra, non si risparmieranno, non tireranno mai indietro la gamba, qui Conti usa le braccia. Fallo iniziale! Il calcio di punizione per Gem Fitness, ha utilizzato il braccio destro Conti attorniandolo intorno al collo dell'avversario, chiamava la panchina di Piccari, un fallo in precedenza da parte di un giocatore di Gem lì nei pressi, proprio Gamboni, uno dei più attivi dei suoi in avvio. Dietro non fa fallo e calcia bene, porco Dio. Barriera, quanti no esatta? Mirko, non ti aprire. Tommaso Gamboni, due ne ha messi in barriera, Santarelli vuol vedere partire il pallone e proprio il muro posto dal portiere meno battuto della scorsa regular season funziona, offre comunque fallo laterale a un Gem Fitness che ha iniziato con gran carattere, anche con buone giocate. In area c'è un tocco, l'arbitro ha visto un tocco col braccio, indica il dischetto e calcio di rigore per Gem. Tutti intorno al direttore di gara, vuole andare a protestare e Zamperini è il capitano, è quello che ha i gradi per poterlo fare, lamenta una spinta da dietro Conti, non siamo riusciti, ve lo diciamo in verità dalla nostra postazione, a vedere chi possa aver toccato col braccio il pallone, ma è stato molto deciso l'arbitro ad indicare il dischetto e dopo un attimo di impasse, anche quelli di Gem dobbiamo dire, Madonna, punizione a favore del fa segno ok Gamboni e si sono detti qualcosa, forse ha messo un fallo su Conti, l'arbitro ritratta la sua decisione, dall'altro lato Forcina, tiro deviato, Cotton pericoloso. L'arbitro aveva optato per il calcio di rigore e poi ha indicato una punizione a favore del Cotton Club. Non ci sono state proteste da parte di Gem, evidentemente il conciliabolo che ha visto protagonisti di tutte e due le squadre ha funzionato. Qui il calcio d'angolo è battuto teso, ha rinviato Petracca, è un'occasione per il Cotton Club di alzare il baricentro dopo che da qualche minuto Gem Fitness si stava stazionando nella metà campo dei campioni d'Italia. Tinazzi sta a sinistra, la lascia infatti a Zamperini e va ad occupare l'auto di competenza. Dai, adesso! Gamboni alza un campanile, Forcina l'appoggia di testa da Zamperini. Sono tornati praticamente tutti i protagonisti della marcia trionfale dei campioni d'Italia del Cotton Club, che qui va a lunghissimo lancio. Con Cristian Conti può permettersi ogni tanto anche questa soluzione Conti, che ama invece di solito offrire soluzione corta per fare iniziare l'azione ai tanti fautori di gioco del Cotton Club. Gamboni. Appoggio a centro area, Petracca, va da Tonetto.
Si torna da Petracca. Gamboni studia il piazzamento dei compagni, poi va corto da Cassetti, qualche problema di tenuta con i tacchetti, poi una buona sponda. Giulitti manca il contatto della sfera nel momento propizio della conclusione. Gamboni raccoglie e da fuori va di punta contro Tinazzi. Ancora Gamboni in pressione, dà fiato al proprio attacco Gem. Cambio di fronte, splendido il tiro di Cassetti. A non molto da un gol straordinario all'esordio. Disale Santarelli nell'occasione, non per sua colpa. È un tiro straordinario quello di Marco Cassetti, tentato all'improvviso sul cambio di gioco. Tinazzi, artistico, risponde da quest'altra parte, artistico, portandosi dietro mezza Gem, poi di tacco, regala palla a Parisi, messo giù da Cichella, calcio di punizione. Ora tutti sul pallone, Picceri, chiamano concentrazione, quelli del Cotton Club sembrano più distesi, almeno in questo avvio, è normale che lo sia, sono 3 punti avanti in classifica quelli di Gem, che qui lasciano partire un tiro che si spegne senza creare pericoli a Santarelli sul fondo. Siamo giunti al 9° minuto circa nel corso del primo tempo, è sempre 0-0 tra Cotton Club e Gem Fitness Calcio 8 in uno dei 2 big match di giornata insieme a Testaccio Roma Calcio 8 GSA. Qui Artistico ha commesso fallo su Tonetto, allarga le braccia Artistico, si rassegna poi alla decisione dell'arbitro. Tonetto ha dato a Gamboni, rasoterra verticale, Cassetti va di prima, dall'altra parte la tiene in campo solo per un attimo il compagno Petracca. Zamperini, Conti, la partita è equilibratissima. Capitan Zamperini torna male da Conti con un passaggio con poca voglia e poi Conti si prende un calcio di punizione da Parisi. Si danno il 5 i due, buon clima di sportività in campo, non si stanno comunque risparmiando interventi dove lasciano la gamba tutte e 2 le squadre. Qui Cassetti chiede un grande 1-2 con Parisi che voleva chiudere il secondo triangolo, Conti la protegge, Santarelli può rinviare, attende qualche secondo per far salire i suoi, poi va a cercare Forcina, si piazza Forcina, è trattenuto, calcio di punizione. S'avvicina in zona il 32 Cichella, gliela sottrae dalle mani Mario Artistico. Le proteste flebili comunque di Gem Fitness che ora vanno ad ascoltare le indicazioni di Murino. Artistico e Marco Giordano studiano qualcosa. Artistico è mancino, ma si è piazzato per farsela toccare. Probabilmente il Cotton andrà con una soluzione a 2 tocchi. Conti si piazza in barriera e vuole disturbare la visuale di Murino. La toccano ad Artistico che parte! Di poco sopra la traversa, ma l'ha toccata a Murino con un grandissimo intervento. È calcio d'angolo da questo lato, dice il direttore di gara. Ci sembrava essere uscito dall'altra trasversale il pallone. Battuto il corner, è allungato all'altezza del primo palo, ripropone subito Cichella. A centro area c'è lo stacco di Cassetti che riesce a dare a Parisi che allunga su Gamboni che non controlla il suo omologo, il numero 7 Tinazzi con un rilancio a cambiare gioco. Forcina con la spalla, chiedono il braccio, lo chiede Cassetti in zona, non Petracca che si occupa della marcatura di Forcina che ha ceduto dietro ad Artistico. Buona palla scavata, interviene Tonetto, poi la buona chiusura su Giulitti. Tanti grandissimi protagonisti in campo, non stanno tradendo le attese. La partita giocata in gran silenzio dalle 2 squadre, vogliono far parlare il pallone. Così fa Cassetti che sventaglia in area di rigore, non può prendere posizione Parisi su Cristian Conti. Almeno 20 centimetri di differenza, vuole un time out Conti. Picceri glielo nega dalla panchina, si proseguirà con il rinvio di Santarelli che ha il problema di essere vestito come i suoi compagni oggi. Forcina, toccato da dietro il pallone a Forcina, fallo laterale Cotton sotto la nostra postazione, se ne occuperà Fabio Tinazzi. Caleca vuole marcature strette sui tanti giocatori fisici del Cotton davanti. Cichella, Zamperini, pressato da Cassetti, retrocede da Conti, sventola di Conti,
Artistico controlla il rinvio corto di Gem, va dall'altra parte il tiro giro, Murino, arriva Cichella altissimo. Murino molto bravo, quando chiamato in causa si lamenta del posizionamento dei suoi conti. Gioca Gem, Gamboni, anticipo secco di Conti, Tonetto in verticale, Tinazzi, funziona oggi la retroguardia del Cotton Club, che ha ritrovato i suoi titolari a confronto con un ottimo reparto offensivo sia per quanto riguarda la tenuta atletica che l'ispirazione tecnica, come quello dei ragazzi di Gabriele Caleca. Ma non a caso il Cotton Club, la miglior difesa da 2 regular season a questa parte, va su Forcina, si rammarica con se stesso per il controllo fallace, quindi Tonetto su Parisi, usa bene il corpo su Conti, Parisi riesce a tenerla grazie al baricentro basso, il Cotton la recupera d'impeto per mandare Marco Giordano, la chiusura è positiva, l'ha effettuata il numero 5 Gabriele Torroni. Piccheri attende Tinazzi, fallo laterale di Tinazzi, Cichella morbido dove può intervenire Petracca, poi palleggiano Conti e Zamperini in volo, esagerano allora Giulitti, inseguito da Marco Giordano, Giulitti allarga, torna il numero 9, partita giocata ad altissimi ritmi anche questa, Giordano la porta lui, può allargare, Artistico non arriva, errore di grammatica di Giordano che non si intende con la sovrapposizione del compagno. Cassetti prova ad andarsene a Zamperini che lo ferma, palla al limite, Giordano appoggia, Forcina si gira e sul primo palo stavolta Murino può solo toccarla, Mirko Forcina, Cotton in vantaggio 1-0. Partita di difficilissima interpretazione per tutte e due le squadre che giocano corte, strette sul terreno di gioco, si muovono bene, cambiano anche vorticosamente come in questo caso in cui Caleca manda dentro Simone Moreschini al posto di Giulitti che ora ascolta le indicazioni del Puma in panchina, è cambiato il parziale all'altezza del quarto d'ora, Mirko Forcina ha portato in vantaggio il Cotton Club. Gamboni, Tonetto, intervento in scivolata di Forcina che si applica bene in questo caso, Tinazzi va ancora a cercarlo, incombe ed interviene Artistico, poi Tonetto, Artistico gliela sradica da dietro, allora Marco Giordano dribbla convergendo verso l'interno, poi va da Zamperini, il cambio di gioco lungo su Forcina, calcia addosso a un avversario e poi va a pochissimi centimetri dalla doppietta e soprattutto dal 2-0. Devi riposizionarsi, ritrovare la calma Gem Fitness, anche in questo caso si poggia da Cassetti e Tonetto e fa bene, sale Tonetto, la dà un compagno, il passaggio di ritorno è morbido, deve rimanere in zona il numero 6 Artistico, è venuto a prendersi palla molto basso, per ora positiva la prestazione del numero 10 che se ne va poi con un colpo di classe, l'appoggia a Cichella che non se l'aspettava, fallo laterale Gem, Tonetto lo batte, Gamboni pensa addirittura per un attimo al tiro, poi Conti, Marco Giordano, Cichella, Forcina lascia scorrere, siamo in porta! Ma siamo in porta! Oh! Siamo in porta! Oh! Ha sbagliato! Cristian ha fischiato, basta! Ha sbagliato, che dobbiamo fare? Fischio dell'arbitro che è arrivato probabilmente prima che si accorgesse che Conti in sovrapposizione se ne stava andando in porta, chiede scusa in un certo senso l'arbitro. E che cazzo? Dai, va bene, non chiediamo cartellini, va bene. Giochiamo a pallone, ha sbagliato, dai. È vero. Cichella, la sua lunga rincorsa, ci sono 2 uomini in barriera per Gem Fitness, li ha posti Murino. Parte Cichella, giro, Murino la lascia lì, completa il disimpegno Gem, poi Tonetto in area. Appoggia lì Tonetto, c'è Gamboni, costretto a correre verso la propria porta e a rischiare l'impossibile, girando comunque bene, mostrando calma e padronanza. Dall'altra parte dove sale Petracca, l'assist è troppo lungo per lo scatto che non è arrivato da parte di Moreschini. Santarelli, Tinazzi, Tinazzi s'appoggia,
al numero 37 del Cotton Club, Bertoldi. Neoentrato qui sulla destra, Bertoldi. Conti non lo pressano e allora tiene palla e l'appoggia a Tinazzi. In verticale Tinazzi, Forcina. Sta vincendo tutti i duelli Forcina, addirittura 2 su di lui. La protegge, si porta a casa un fallo laterale. Ottima prestazione per ora del numero 9 del Cotton. Tinazzi. Non deve ripartire, Ciche. Fallo tattico, Forcina di testa sul primo palo, il pallone passa, segnato col destro. Marco Giordano, disattenzione difensiva di Gem. 2-0 Cotton. non può tutta la partita, devo staccarmi, però un po' Time out chiesto già in precedenza da Gabriele Caleca. 2-0 Cotton al 20° minuto, andiamo in pausa. Le indicazioni di Gabriele Caleca dalla panchina di Gem Fitness, calcio 8, la calma che voleva cercare di infondere Alessio Piccari su quella del Cotton Club. È 2-0 per ora per i padroni di casa, campioni d'Italia, allenati appunto da Piccari contro Gem Fitness. Calcio a 8, 2 occasioni ben trasformate all'interno dell'area di rigore, la seconda dal numero, 22, Marco Giordano. La prima ha visto la rete da fuori di Mirko Forcina, si era ben espresso nei primi minuti Gem Fitness, che poi man mano è andato ad arretrare il baricentro e a cercare giocate, almeno ad opinione di Gabriele Caleca, troppo di fino. Qui manca lo stop Parisi, la palla infatti esce in fallo laterale. Qualche espressione leziosa di troppo da parte degli avanti di Gem, più pratici quelli del Cotton Club, che oggi chiedono esclusivamente i 3 punti a questa gara. Non andiamo troppo dietro, siamo troppo bassi. però non c'è il cross, non c'è spazio del cross. Fallo laterale, rimessa effettuata sul petto di Barbarella, che è entrato al posto di Forcina. Buon anticipo dietro di Max Tonetto, quindi Petracca avvicino a sé Gamboni, di prima Moreschini col destro, vicinissimo al palo. Ogni qualvolta viene chiamato in causa comunque Santarelli sembra essere sulla traiettoria. Il gran lavoro svolto in estate per andare ad accorciare il gap con il peso forma ce l'ha confidato l'estremo difensore dei campioni d'Italia. Sta valendo qualcosa. Cassetti da Moreschini, Conti con calma olimpica, facendo correre più di un brivido sulla schiena di tutto il Cotton. Barbarella usa bene il corpo, calcio di punizione. Calmo, Ciche, calmo! La vorrebbe battere velocemente Cichella, s'avvicina Tinazzi, si è allargato a sinistra Bertoldi, fa da falso 9 Giordano. È un Cotton fluido in questo inizio di gara, Ultimo uomo! nei cambi di posizione. Ultimo uomo! Ora non c'è artistico a dar fastidio a Luca Cichella, ci pensa Cristian Conti, che c'è rimasto male per quell'occasione che in precedenza lo aveva visto solo di fronte alla porta. Conti parte sparando contro la barriera e togliendo alla fine a Cichella la possibilità di battere la punizione. Chissà che ci riesca alla prossima. Il neoacquisto del Cotton dalla Roma, calcio 8. Barbarella usa bene il fisico, ma ne ha 3 intorno. Allora Moreschini, lì vicino da Tommaso Gamboni, rinviene su di lui Barbarella. Gamboni, non c'è fallo. Bertoldi e poi un rinvio a spazzare fuori dal circolo da parte di Torroni. Santarelli, Zamperini. Sta per terminare la prima frazione qui al Ciriaci, nella quinta giornata di Serie A della Lega Calcio a 8. È 2-0 per il Cotton Club contro Gem Fitness. Lascia scorrere questo pallone il numero 8 Bonanni, ma è direttamente tra le braccia di Santarelli, che si prende anche qualche secondo in più. Osserva il cronometro il direttore di gara sotto la nostra postazione quando Tinazzi va a un lancio. Piazza Bertoldi che va a terra, Moreschini, Cichella, c'è stato l'ultimo tocco di Moreschini, fallo laterale Cotton. Caruso striglia i suoi, Barbarella lascia lì il pallone, poi lo riconquista, se l'allunga male, rimessa dal fondo per Murino.
Perfetto Murino, in occasione della segnatura di Mirko Forcina, molto potente con quel tiro all'altezza del primo palo. Non ci sentiamo evitare eccessive colpe all'estremo difensore di Gem Fitness che sta sostituendo alla grande Scarsella. Palla lunga, ha provato a controllarla Bonanni, il pallone è però uscito. Le due colonne del Cotton Club tengono per ora in difesa. 1 minuto al termine, è quello di recupero che l'arbitro ha assegnato proprio ora. Tinazzi, lancio altissimo da parte di Torroni, altro campanile, lo controlla il Cotton. Marco Giordano perde il contrasto, allora Tommaso Gamboni, pregevole il tacco verso Moreschini, accorre Max Tonetto in sovrapposizione. Tonetto prova ad andarsene a Tinazzi che in scivolata gli sbarra la strada. Seconda palla. Fallo laterale, dentro il colpo di testa, poco dal palo Bonanni. Passa qua. Svegli in mezzo al campo 6 seconde palle, Barba, allunga sto campo. Santarelli ha rimesso per Tinazzi, un brivido qualche istante fa. Tinazzi al lungo lancio da quest'altra parte, la può controllare Marco Giordano. Giordano contro un avversario, fallo laterale Cotton, forse ultima azione. Aspetta. Fabio, devi battere se ce la fai, Sembrava essersi fatto male Tinazzi, che si è ripreso prontamente quando il duplice fischio del direttore di gara pone fine a una bella prima frazione. Quando il Cotton Club al duplice fischio del direttore di gara è avanti 2-0, noi andiamo in pausa. Tutto pronto alla ripresa delle ostilità, la quinta giornata di Serie A della Lega Calcio 8, quella dove i campioni d'Italia del Cotton Club, padroni di casa, conducono per 2-0 contro Gem Fitness Calcio 8 in un primo tempo molto bello. Le occasioni le abbiamo viste da entrambi i lati, è stato più cinico, bravo il Cotton a trasformare le sue in realizzazioni. Oltre le spalle di Murino, una parata di Santarelli, un paio di errori di misura di Gem Fitness, l'esordio di Marco Cassetti che gioca in questa seconda frazione sotto la nostra postazione sulla fascia destra è da dirsi positivo. Certo, ci vogliono comunque dei minuti per entrare in possesso diciamo della padronanza degli schemi di Gabriele il Puma Caleca, che qui ha ordinato una ripresa del gioco veloce al suo Gem. Bonanni battuto velocemente, il tiro è deviato ancora Bonanni, la palla sta entrando Santarelli e la palla è dentro. 1-2, ha accorciato immediatamente le distanze Gem Fitness. Concentrati, non è successo niente. Così no, è vero, non durante l'azione. Dai, non fa niente, dai. Rischiamo nemmeno, tiriamo in mischia, ma con bravura nell'andare a prendersi lo spazio della porta. Santarelli l'aveva respinta in tutti i modi. L'ultimo tocco probabilmente di Bonanni. Barbarella ha allargato il braccio, è andato a terra e Torroni. Non c'era violenza nella gomitata di Barbarella, che infatti, no scusate, era Giulitti, va a chiedere scusa. C'è sicuramente sorpresa nella difesa del Cotton Club, che aveva ben tenuto per tutto il primo tempo. È stata punita alla prima azione di questa ripresa. Gem si è subito rifatto sotto. Gamboni, palla a destra, si torna dall'altra parte, deve tornare indietro Tonetto. Murino rischia tantissimo, va da Gamboni, non buttano mai via palla quelli di Gem. Gamboni dalla linea di fondo, col sinistro rinvia, Tinazzi in anticipo, doppio anticipo di Tinazzi, poi si lotta con Gamboni, calcio di punizione. Dai Maro, non devo perdere tempo. Tinazzi batte teso, c'è una deviazione e si accontenta della rimessa laterale in zona offensiva Bertoldi. Non rischiamo un cazzo. Cichei, posta pure davanti, lunga e De Cristian in anticipo è tua. Se ne occupa Capitan Zamperini, tutto piazzato in area di rigore a protezione della porta. Murino Zamperini lungo, Conti stacca su Bonanni, usa un braccio, l'arbitro se ne accorge, se la ridacchia Conti che torna nella propria metà campo, non protesta, ride anche Bonanni. Sì, che scivola verso destra. Batte il calcio di punizione Gem cambiando su Tonetto. La gioca centralmente, troppo docile, Barbarella va giù, calcio di punizione, spezzettato
questo inizio di secondo tempo. Da tanti interventi del direttore di gara, sono giocatori che non tirano mai giustamente indietro la gamba, lo stanno facendo per ora con tenore muscolare ma con correttezza all'interno di una gara di non facile direzione da parte dei direttori di gara che ben si stanno comportando. Zamperini, lungo lancio e colpo di testa a svettare della difesa di Gem. Allora Marco Cassetti gioca su Bonanni, Zamperini, Conti da dietro con gran tempismo, Cichella, Marco Giordano, giocatore di rara intelligenza nel panorama di Serie A della Lega Calcio 8, è mancato tanto con il suo tempismo di intervento, con la sua bravura nell'essere sempre utile ai compagni al Cotton Club, che oggi lo ritrova assieme a suo fratello che ancora non è entrato. Bonanni ha usato le braccia a Zamperini ma secondo l'arbitro regolarmente, quindi è fallo laterale Cotton. È lo stesso capitano Zamperini che rimette verso Barbarella, il controllo, il palleggio in mezzo a 4, il tacco di Gamboni su Bonanni, palla di ritorno, ancora Bonanni che si invola, è lui l'ultimo a toccare, rimessa laterale Cotton Club. Gem Fitness, il calcio 8 dimostra ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, conferma gli ottimi propositi di questa stagione. Sta giocando una gara gagliarda e mettendola sul piano del fisico, probabilmente contro la squadra con più potenza fisica appunto nel repertorio di tutta la Serie A. La mette in mostra Barbarella fino a un certo punto, perché poi Gem rilancia, Santarelli la fa rimbalzare e se ne appropria per rinviarla. Siamo giunti al quarto minuto nel corso della seconda frazione, 2-1 per il Cotton Club, con un'altra buona punizione presa da Barbarella, anche applausi per lui. Al terzo tentativo la lasciano alla fine a Luca Cichella, sì, prima Artistico poi Conti, ora può andare Cichella. Due in barriera, ne ha posti Murino, c'è Barbarella che con la sua altezza prova a disturbare la visuale del portiere, che chiama l'arbitro. Parte Cichella verso la porta, il pallone non s'abbassa, finisce per tirar giù dalla rete un altro che ne era rimasto incastrato, ma non crea un'occasione pericolosa per il Cotton. Gamboni, la volontà di Gem Fitness di imbastire ogni singola azione senza mai buttare via il pallone, e ora si passa da Tonetto. Gamboni, morbido il lancio, gran chiusura di Tinazzi, poi Zamperini rischia, va a ricucire lo strappo Cichella da Tinazzi. Idee chiare, quelle di andare in verticale con suggerimento presidenziale, ve lo possiamo dire, l'abbiamo sentito poco fa. Cambio di gioco, Bonanni, la controlla e attende Cassetti, che arriva, due uomini intorno, si gira Cassetti, poi se la allunga, Cichella gliela calcia addosso a tutta potenza. Va bene però, va bene! Solo mi giro. Sì, hai ragione. Zampi ha detto la stessa cosa. Bravo Zampi, ha sbagliato solo a pialla di piattone e ha presa male, ma l'idea è buona. Sa gioca bene, sa. Anticipo secco da dietro di Gem, sulla sinistra corre Moreschini, se la porta sul fondo, se la porta oltre il fondo, ma c'è stato un tocco del Cotton, il calcio d'angolo è battuto veloce, raso terra, Tinazzi con un braccio dopo aver stoppato però con il piede. Involontarietà quindi da assegnare a Tinazzi in questo caso. Gamboni tante volte a correre verso la propria porta, ma fa un'altra gran giocata, anche se il pallone aveva varcato la linea di limitazione laterale a destra del campo. Sali sul pelato per favore. Ha parlato. Sali, la lunga è De Cristia. Tinazzi batte dentro, un tocco, il pallone passa. Gem si porta a casa rimessa dal fondo. L'incitamento dalla porta di Santarelli, che vuole più decisione negli attacchi. Il Cotton Club è avanti solo di una rete su Gem Fitness, che sta facendo riscaldare di nuovo Giuletti. Cassetti prova ad andarsene in velocità su Zamperini, intervengono lui e Conti e poi va a terra Bertoldi. Doppio intervento in scivolata, Conti e Zamperini su Marco Cassetti. Questo è diventata la Serie A della Lega Calcio 8 e manco a dire che in qualche modo si risparmiano. Conti, Scodella, è rientrato Forcina, Gamboni, Tonetto,
l'appoggio e poi il rasoterra ancora da Tonetto che lascia scorrere, forse involontariamente, da Moreschini. Gamboni sulla fascia in verticale, secco, buono lo stop di Bonanni, e poi si destreggia sulla pressione di Bertoldi, si cambia fronte, Tinazzi ancora con estremo tempismo su Tonetto e si distende il contropiede del Cotton Club. Bertoldi per un attimo perde contatto col pallone. È una grandissima partita quella a cui stiamo assistendo qui al Ciriaci, lo era stata anche Real Granella all'Italia Calcio, non ce ne vogliono, però i protagonisti allenati da Brutti e Bernardo, con questi altri nomi in campo, si finisce per vedere un grande spettacolo. Bertoldi se ne va e va giù, è trattenuto Bertoldi. Le proteste sulla trattenuta di Bertoldi, che forse stava già cadendo a terra. Non hanno protestato i compagni. No, fidati di me. Calcio d'angolo, battuta a rientrare, sul primo palo lo stacco di Gem che va ad impegnarsi, Tinazzi retrocede il pallone da Santarelli. Gamboni è andato in pressione in una forma strepitosa. Gamboni che corre per tutto il campo. Time out chiamato da Caleca. Si riprende con la rimessa laterale di Gem Fitness, altro time out chiamato da Caleca, a cui stavano piacendo sicuramente delle cose per la formazione che ha anche oggi Gianluca Caruso come dirigente accompagnatore in panchina. Evidentemente qualcos'altro no. Barbarella va a terra sull'assalto di Bonanni. Chiedo scusa, Forcini. Cristian, glielo dico io, il taglio è tuo, è tuo. Se parte l'ora prima glielo diamo, no? Seguilo finché non l'ha assorbito, è tuo. C'è un gran chiasso in campo, ma non sono proteste verso il direttore di gara, sono indicazioni che si danno tra di loro i giocatori. non sono arrabbiato. Dai, fare la Cristian, pensiamo a giocare. Agri, Cristian. Sta chiamando oh, basta. È pronto Mario Artistico alla battuta del calcio di punizione. Dai Mario, via la porta. Parte la rincorsa di Artistico, secco il tiro, la palla non si abbassa, oltre la traversa di Murino che la osserva, non lontana comunque dall'incrocio dei pali. Il tacco di Moreschini per un Gem Fitness che orchestra una grande azione, almeno fino all'onnipresente Tinazzi, sempre in anticipo, ben posizionato. Qui finisce per sbagliare con l'assistenza a Bertoldi. Allora Moreschini, dentro, Conti, non ha avversari intorno, allora appoggia ancora lì vicino a Tinazzi, palla scavata, lunga, usa il braccio Forcina, calcio di punizione per Gem. Battuta la punizione e la palla è retrocessa di nuovo e la tocca Gamboni. Varca la semiluna del cerchio di centrocampo, l'appoggia a Cassetti, è andato con l'esterno Marco Cassetti. Stai stretto alla Simone. Federico Palla Mirko, attacca Mirko, attacca. Santarelli. Solo. Tinazzi va lungo cambiando fronte verso Artistico, non la stoppa, allora rimessa laterale di Cassetti. La appoggia lì vicino, c'è Torroni che va a sinistra, Petracca, Gamboni, Cotton Club tutto dietro la linea del pallone, Bonanni si offre venendo indietro a prendere palla, il cambio lunghissimo di gioco e Santarelli con esperienza la fa scorrere sul fondo dopo aver finto l'uscita. Il 4 è di Mario. Piano piano ci arriva. Rientra Parisi, qui sotto la nostra postazione, il cambio con Bonanni, buono il suo spezzone. Santarelli. Vanno in due di testa quelli di Gem, costretto ad uscire Murino ai confini della propria area di rigore, offrendo poi un compagno lì vicino, porta palla. E Gamboni, sempre lui. Col tacco esagera, altra giocata leziosa, inutile, in mezzo al campo. Forcina va giù, calcio di punizione. Oh, è giallo questo, è giallo. Si avvicina a Gamboni l'arbitro, ha un cartellino giallo in mano, si è fatto male nel tentativo di sradicare palla a Forcina.
attende naturalmente che Gamboni si rialzi. Siamo certi che non stia fingendo il numero 7, che si rialza, si spiega con l'arbitro ed è cartellino rosso per Gamboni. Espulso per blasfemia al momento del contatto Gamboni, che aveva restituito il caso, lo sentiamo uscendo dal campo, aveva cambiato una decisione dell'arbitro che aveva dato rigore a Gem Fitness con grande sportività. Ora la blasfemia lo punisce, Gamboni se ne va arrabbiatissimo dal campo. Artistico, secco in porta, rinvio di Gem. Zamperini è pressato, usa il corpo, si fa girare da Moreschini sotto la nostra postazione, finisce per commettere il fallo. Conti si arrabbia da morire con Zamperini per l'ingenuità, ha battuto troppo velocemente il calcio di punizione Gem, che sta peccando in fretta in molte delle sue azioni. Forcina, ora il Cotton Club all'uomo in più, il tiro da fuori sull'esterno della rete da parte di Bertoldi. Calmo Alessà, calmo. Ha buttato fuori, io gli ho fatto la rigore. Che devo fare? A sto mongolone. Gli ha dato un calcio da fermo, Viste, gli ha dato un calcio da fermo. Calma. Raga, Mario, giochiamo a pallone. Oh, Cristian, devi stare buono, Cri. Oh, Cristian, oh. Mister. Mettete seduto. Oh, Cristian, cerca di essere educato, dai, Oh, Mario. Qualche discussione da dirimere per il direttore di gara, il conciliabolo anche tra Artistico e Caleca. Conti Parisi lo vuole calmare in qualche modo. Ecco, siamo di più, fase offensiva. Oh, Mario. Piccheri vuole che s'allarghino Mario! in fase offensiva. Mario! Di qua a sinistra. Mario vai a destra. Oh, Mario la passa. Viste il passo fuori? Di meno da qui a fuori. Oh, devi stare Palla a buono, Mario. sinistra di Gem. Moreschini messo giù, la palla rimane lì. Santarelli, un miracolo di Santarelli. Chiacchierate. Dai, Chiama il timeout, arbitro. Zamperini. Mario! Zamperini lungolinea, continua a indicare Artistico da questa parte con Cassetti che dà a Moreschini. Uscita! La linea di fondo Moreschini. Uscita! Il pallone è uscito dal Cotton, chiamato dal Cotton. Rimessa laterale effettuata, c'è Cassetti che anticipa, la palla va indietro e viene girata a sinistra, pressione alta del Cotton Club che è con l'uomo in più. Giordano è rientrato, Cassetti calcia, c'è una deviazione, la palla finisce in fallo laterale dall'altra parte. Bravo Marcone, 10 ore di Purma da Bisceglie, stanotte alle 4. Al lato corto è andato giù Moreschini in area di rigore. È andato giù Moreschini. Si avvicinano forse per i soccorsi. È una partita un po' confusa in questo secondo tempo. Provano a tenerla calma i dirigenti di tutte e due le squadre. No, ma io ho pure detto, quando sta buttando fuori ti ho fatto la rigore. Si spiegano anche con Caruso che viene sotto la nostra postazione sorridendo. Il gioco è ripreso, c'è il rinvio del Cotton. Metti direzione, Marco, parti da stretto però. Parti da stretto. Dai. Fale ossa. Gem che attacca a testa bassa con una rete da recuperare, un tiro dalla distanza. Santarelli è ben piazzato. Dai.
Devi aspettare. Va al rinvio con le mani Santarelli. Chinazzi, perfetta la sua prestazione. C'è il lancio su Forcina che stoppa. O almeno prova, perché il pallone finisce tra le braccia di Murino, che viene riservito dai suoi compagni. Ancora Murino. Tonetto si è messo a fare il centrale ed imposta in prima battuta il gioco degli ospiti, allenati da Caleca. Tonetto si invola, se ne va Tonetto, varca la linea di centrocampo da Parisi. Fallo su Parisi. Dai Agri! Dai Agri! Mirko sulla palla! Mirko! Dai che ci davano a 6, ci ho messo i soldi! Oh, devi pensare a difendere! Pensa a difendere! Dai, Le indicazioni di Piccheri, la carica di Caruso, non manca molto al termine di Cotton Club, Gem Fitness e Calcio 8. È stata una bella partita per 3/4 di quello che abbiamo assistito. Poi tanto nervosismo, anche Blandino che sta per entrare per il Cotton. La rincorsa di Cristian Parisi. Parte Parisi secco, alto sulla traversa, cartellino giallo qui. Riprendi campo, Giallo su Petracca, chiedeva calcio di rigore sul tiro di punizione da parte di Parisi. Il contrasto con Conti che non ci è parso irregolare in questo caso. Santarelli. Il suo lungo rilancio. Ha provato a staccare Barbarella, ma lo hanno anticipato da dietro. La palla è portata dal numero 5 Torroni. Bravo Marco! Buono l'anticipo di Marco Giordano, crediamo. Giordano inverte la sua posizione con Barbarella. Sempre intelligenti le sue giocate anche quando non tocca il pallone, anche quando la sfera è fuori. Parisi, attorniato da 3 uomini, porta comunque a casa fallo laterale. Tonetto. Marco, pronto a allargare, pronto. Palla alzata, Tinazzi non riesce a farla carambolare sull'avversario, allora la rimessa è dentro dove stacca Conti, poi Tonetti appoggia, Cassetti calcia contro la chiusura di Marco Giordano, la domestica come può Barbarella che dà il via al contropiede, c'è Giordano in 2 contro 0, se l'allunga, incredibile Giordano. Non fa niente, Barbarella, ottimo, poi va giù sull'intervento in scivolata di Moreschini, rosso anche per lui. Cristian ti devi levare. È espulso, se fanno i falli, Cristian, basta, chiuso, ok? Dopo fai le ossa, vai fuori, vai. Dai, 18 anni. No, ma dopo che va? Fanno laterale, là, loro, non è nessuno. Mettete quasi a schermo. Partita molto nervosa in questo secondo tempo, si è persa la spettacolarità della prima frazione. In favore di qualche intervento duro di troppo, ma soprattutto di tante chiacchiere. Zamperini, Barbarella, ha 2 uomini in più il Cotton adesso. Barbarella la perde su Tonetto, finisce per commettere fallo e si prende il giallo. Marco, esterno sinistro, Togli, Barba, togli. Cassetti va a saltare in area di rigore. Max Tonetto la vorrà batter lunga. Parte Tonetto lungo lo spiovente in area di rigore. Cichella stacca ma è spinto da dietro da Petracca. Dai. Perché dia sta palla? Mirko, usa sto corpo. 3 minuti di recupero da adesso e Santarelli sta per rimettere dal fondo. Non mi frega un cazzo dell'errore di prima. 3 minuti, oh! Non ci pensate. Berto, se arriva Mirko attaccalo. Vai, Berto. Vai, là. Andiamo. Vai. Conti si prende qualche secondo in più, poi batte rasoterra. Tinazzi, si torna da Conti. C'è Mirko. Le finte di Conti. Sale. L'intervento di Tonetto. Che chiede scusa a Conti. Calma. Cerca Mirko. Zamperini.
cambia fronte su Tinazzi, ha 2 uomini in più il Cotton, ma non rinuncia a pressare Gem Fitness. Giordano da Tinazzi, scavando un cambio di gioco per Zamperini, che stoppa col petto e può tornare indietro dall'ultimo uomo che è Conti, addomestica, attende l'arrivo di Tonetto, poi sale dando a Cichella, sapientemente ha spazio per avanzare Cichella, contropiede Cotton in superiorità numerica, la palla è allargata, il destro che arriva, Murino, e poi si salva Gem. Uno solo dei 2. No, nessuno. Salta. Nessuno. Ecco, tutte e 3 così. Nessuno. Cighe, vai. Cighe, rimani là. Calcio d'angolo per il Cotton Club. Battuto rasoterra, la palla attraversa tutta l'area di rigore, finisce fuori dove attende Zamperini, è pressato da dietro da Parisi, va da Luca Cichella. Palleggio, petto largo. Tienila. Il pallone è allargato verso Giordano, colpo di testa. Cichella, molto deciso, l'arbitro non fischia, anche perché l'avversario di Gem Fitness era entrato a gamba tesa esattamente così come il 32 del Cotton. Lungo cambio di campo, Mirko Forcina, è pressato da dietro Forcina, devi tener palla, glielo chiamano dalla panchina, ricomincia in maniera intelligente da Tinazzi, il Cotton che con 2 uomini di vantaggio ed una rete avanti a Gem gestisce questi palloni. Forcina, Cassetti è lì in pressione, Bertoldi, converge Bertoldi, può cambiare fronte da Tinazzi con estrema pazienza, l'arbitro osserva il cronometro, va da Zamperini, Zamperini con Parisi che lo pressa, va da Forcina. Forcina, Cassetti lo pressa, Forcina la tiene, torna qua sotto la nostra postazione da Zamperini, possesso di palla stucchevole ma efficace del Cotton che trova anche il punto del 3-1 con Bertoldi. Calmi. Parisi da centrocampo calcia verso Santarelli che la tiene giù lì. Conti. Mirko. Si ferma, Conti in posa di attesa, arriva Parisi in pressing. Conti lancia Cichella. Il triplice fischio del direttore di gara ci dice che il Cotton Club ha battuto per 3-1 una Gem Fitness calcio 8 che ha tenuto in piedi la gara fino alla doppia inferiorità numerica. Si stringono la mano i contendenti, è stata una gara durissima.